Buon pomeriggio, ben trovati, nuova puntata di Sicilia 24 Focus. Parliamo oggi di truffe ai cittadini. Molto spesso ciascuno di noi si sente quasi indenne, lontano dalla possibilità di essere, come si dice spesso, tra virgolette fregato, quasi che questo possa rappresentare un po', insomma, una diminuzione del proprio valore personale. Invece può capitare assolutamente a tutti, soprattutto quando si fa leva sui sentimenti, sugli affetti. Lo scopriremo perché i carabinieri sul territorio sono attivissimi con una importante campagna di sensibilizzazione che ha già dato i suoi frutti. Non a caso abbiamo ricevuto proprio quest'oggi un bel comunicato del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania che racconta proprio nei dettagli di 16 tentate truffe di persone che davvero erano state in qualche modo come dire, informate di quelli che potevano essere i pericoli. Ma per capire meglio questo mondo molto ampio della truffa ai cittadini, non solo agli anziani, e scopriremo perché, ho un graditissimo ospite, il capitano Domenico Rana, comandante della compagnia di Acireale. Grazie. Buongiorno, grazie a voi per l'invito e grazie ai telespettatori. Allora, anche lei è in giro, diciamo così, sono molto importanti questi momenti di confronto, di contatto con la gente, no? Della serie i carabinieri sempre molto vicini, ed è importante questo essere vicini quando si tratta di insegnare un po', no? Una sorta di vademecum contro le tante truffe che ci sono. Intanto come state conducendo questa campagna? Sì, è una campagna avviata su input del Comando Provinciale, del Comando Provinciale di Catania, nell'ambito di un impegno, devo dire, a carattere nazionale che si muove proprio per far fronte a questo fenomeno che è particolarmente allarmante. Particolarmente allarmante perché va a colpire non soltanto il patrimonio, come noi tutti siamo abituati a pensare, pensiamo alla truffa come un danno al patrimonio, ma in realtà si rivela essere un danno, si rivela contenere di per sé un danno alla persona. Condivido con lei la precisazione che ha voluto fare, cioè quella che non si tratta di truffe all'anziano. Questo penso sia bene dirimere sin da subito questo equivoco, perché è un equivoco che porta a pensare che quasi il problema sia dell'anziano e non del truffatore, o il problema non sia la truffa. Infatti l'anziano, o comunque la vittima che subisce la truffa, realizza nel momento stesso in cui la subisce di non essere più in grado di badare a se stesso. E questo è il vero problema che nasconde questo tipo di truffa. Allora, scendiamo nel dettaglio di quelli che possono essere al momento, diciamo, le truffe più comuni che vengono perpetrate nei confronti delle persone. Lei diceva intanto la persona anziana forse viene vista come più vulnerabile rispetto agli affetti, no? Rispetto ai sentimenti, ed è proprio su questa che fa leva il truffatore. Cerchiamo di capire poi, secondo quelle che sono state le vostre indagini, se ad agire è un truffatore, più truffatori, se queste cose comprendono delle organizzazioni criminali dedite a, ecco, perché ci sarà anche un giro ovviamente di denaro dietro queste cose che potrebbe anche giustificare una vera e propria organizzazione. Partiamo da quella forse più comune, quello di far sapere a una persona che un proprio caro, ha avuto un grave incidente. Come viene realizzata? Allora, tutte le truffe si basano principalmente sull'emotività della vittima. Quindi la prima leva sull'emotività è il coinvolgimento di un familiare, di un parente, di un proprio caro. Tutte le storie che vengono raccontate, quindi tutto il canovaccio che viene presentato alla vittima, può cambiare nei dettagli, può cambiare di caso in caso, ma si muoverà sempre su dei punti fermi. Ad esempio, il caso dell'incidente a un figlio o a un parente. Solitamente il truffatore chiama la vittima. Dove chiama? Chiama tendenzialmente sul telefono fisso. Telefono fisso, quindi telefono fisso è preferito. È preferito perché è più facilmente reperibile, verosimilmente. No? Una volta alla chiamata il truffatore si presenta come
maresciallo dei carabinieri, solitamente, ecco, purtroppo queste modalità operative ci vengono a riguardare proprio come istituzione nell'immediato, perché noi apparteniamo all'immaginario collettivo del È cittadino. un immaginario di cui ci si può fidare, si fida. quindi il carabiniere è qualcuno di cui ci si può fidare. Quindi si presenta come maresciallo dei carabinieri e dice che suo figlio ha causato un incidente, oppure ha investito una signora. Noi abbiamo per esempio un caso: ha investito una signora incinta, la signora è in fin di vita, lui non si è fatto niente, quindi lo dobbiamo arrestare. Oppure ha la macchina senza i documenti, non ha fatto la revisione, non ha l'assicurazione, lo dobbiamo arrestare, ma se lei mi paga il risarcimento subito, noi lo lasciamo andare, e la vicenda finisce così. Chiaramente la vittima che riceve questa telefonata, è chiaro che noi, nel ragionare adesso a mente fredda, diremmo quasi che non ci cascheremmo mai in una storia del genere. Appunto. Il problema è che noi dobbiamo calarci nei panni della vittima, ripeto, anche non necessariamente anziana, che magari vive da sola e quindi ha veramente una sorta di apprensione per il proprio figlio, ma un'apprensione che possiamo avere noi tutti per un nostro parente, che riceve la telefonata in un momento in cui magari non è concentrato al telefono, per cui magari sta cucinando, si è appena svegliato, riceve questa telefonata che gli causa uno shock. In questo shock la sua capacità di ragionare in modo lucido purtroppo alle volte viene meno. Quindi avverte vede questo pericolo davanti, vede la soluzione, cioè quella di pagare per il bene del proprio figlio. Nessuno di noi si tirerebbe purtroppo indietro davanti a diciamo, alla possibilità di far uscire dal pericolo un proprio figlio a qualsiasi costo, e quindi tende ad assecondare. In più su questo meccanismo si instaurano una serie di accorgimenti che il truffatore utilizza. Ad esempio, tende a non lasciare libera dal telefono la vittima, cioè tende a prolungare la conversazione di modo che la vittima non riesca proprio fisicamente a fare una telefonata al proprio figlio che è stato arrestato, oppure al proprio nipote che ha ordinato un pacco in un altro diciamo, schema di truffa, o semplicemente a chiamare i carabinieri. Spesso perché, punto di vulnerabilità magari delle persone un po' più avanti con l'età, non hanno nemmeno dimestichezza col cellulare. Ecco, aspetti un momento, la regia ci propone tra l'altro adesso uno scatto. Questo è un messaggio tipo che si potrebbe ricevere sul proprio telefono: ciao mamma, ho rotto il cellulare, contattami su WhatsApp a questo numero il prima possibile. Solo WhatsApp, non chiamare sul normale. Questo fa parte probabilmente di un'altra tipologia di tentativo di truffa, laddove chiamare su WhatsApp significa aggirare probabilmente la normale rete telefonica più diciamo identificabile, no? Più facilmente in qualche modo possibile da scoprire. La telefonata su WhatsApp forse, no, è qualcosa di meno rintracciabile. Certo, meno rintracciabile, soprattutto dietro questi messaggi che possono avere diverse forme. Questo è soltanto un esempio, si nascondono dei link, quindi tendenzialmente la vittima, anche per distrazione, clicca sul link e da lì viene ad attivarsi la truffa. Allora cosa bisogna dire? Rispetto a questo, e poi torniamo un'altra volta, facciamo un altro passo indietro. Rispetto a questo, mai cliccare dei link. Questo sì, sicuramente, cioè mai procedere nella forma più immediata, quindi prendersi il tempo per pensare, sia che si riceva una telefonata, sia che si riceva un messaggio, che anche solo appaia momentaneamente strano, no? Per esempio lei deve ritirare il suo pacco, ma io so che non ho ordinato nessun pacco. Anziché farsi prendere dalla curiosità immediata di cliccare sul link che viene proposto, oppure di chiamare il numero che viene indicato, piuttosto si prenda qualche minuto per chiamare, per chiedere un consiglio a un parente, a una persona di fiducia, o per chiamare il 112. Al 112 sicuramente dove troverete persone più esperte, gli stessi carabinieri che affrontano questioni di questo tipo in maniera professionale,
sapranno dare l'indicazione più giusta. Naturalmente nulla vieta che sia un messaggio anche vero, diciamo, e vi sarà detto di procedere normalmente. Allora, quindi cosa dobbiamo indicare? Dobbiamo indicare che intanto una parola chiave è prendere tempo, anche 2-3 minuti probabilmente sono sufficienti per dire un momento, facciamo mente locale, cosa devo fare rispetto a una richiesta? Che i carabinieri non chiedono mai soldi, questo dobbiamo ricordarlo a tutti. Queste divise, come le divise diciamo di altri corpi, non comprendono il fatto che vengono a chiedere i soldi a casa a nessuno, quindi partiamo da questo assioma, da questa cosa assolutamente certa. E poi telefoniamo. Allora, il messaggio, ecco, che mi sento di dare a fattor comune per tutti questi casi è questo: anche al minimo dubbio chiamare il 112. Esatto. O rivolgersi eventualmente alla caserma più vicina. Questo anche solo al minimo dubbio, cioè tutti noi viviamo una situazione in cui percepiamo che c'è qualcosa di strano, anche solo nel momento in cui lo percepisco non c'è nessuna vergogna nel chiamare il 112, ma anzi troverete sicuramente una mano d'aiuto. Ecco, io torno indietro e le dico questo, le chiedevo prima come sono organizzate queste truffe, cioè queste truffe che si basano sulla raccolta di cifre che possono essere piccole, medie, questo chiaramente poi dipende dal tipo di truffa. Secondo quello che avete scoperto, sono truffe organizzate da singoli, arrivano da organizzazioni? Sicuramente la tipologia di condotta è necessariamente attuabile soltanto da un gruppo organizzato di persone, cioè c'è necessariamente bisogno che ci sia qualcuno deputato a chiamare la vittima e dall'altra parte ci sia qualcuno che su indicazione di chi ha chiamato raggiunga la vittima sotto casa. Ecco perché nell'esempio che facevamo prima, alla chiamata del finto maresciallo segue poi un finto carabiniere o un finto avvocato che va a casa, fisicamente a casa della vittima, a prelevare il denaro. E qui vengo a quello che diceva poco fa lei, anche qui un campanello d'allarme è questo, cioè nessuno verrà mai a chiedere soldi direttamente sotto casa, e questo è impossibile al giorno d'oggi, non si può fare in nessun caso, e se mai dovesse essere anche in questo caso non li facciamo entrare, aspettiamo un attimo, ci prendiamo il tempo per chiamare il nostro parente o per chiamare il 112 per verificare se effettivamente io devo dare quei soldi a quella persona che è venuta a cercarli. Tornando quindi alla domanda, è chiaro a prescindere dal caso specifico che il tipo di reato tendenzialmente richiede un'organizzazione criminale, una struttura che operi in maniera metodica. Ecco, quando io chiamo qualcuno e dico tuo figlio ha avuto un incidente, perché io già so che tu hai un figlio? Allora, o vanno un po' a caso? A seconda, diciamo, di quello che è emerso nel tempo, no. Chiamano a caso, quindi sul grande numero chiaramente chi fa questa truffa è un criminale che lo fa in maniera, passatemi il termine, professionale, cioè fa questo di mestiere, quindi è anche abile nell'adescare l'interlocutore. Tenta di far lasciare dalla persona, dal destinatario della telefonata, quindi dalla vittima, alcuni dati. Tendenzialmente se io chiamo e dico sono tuo nipote, magari la risposta che più immediatamente mi do il nome. Sei Luigi? Sì. Da quel momento incomincia un'escalation di domande e risposte che piano piano aiuta anche il truffatore a raccogliere dei dati, pochi dati che gli servono per poter andare avanti nella telefonata. Certo. Allora, ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco perché appunto le modalità di truffe ovviamente non finiscono qui. E siamo tornati in diretta, il nostro 342 74 550 05 è il numero a cui potete mandare i vostri messaggi di testo, perché appunto il comandante Rana è qui per dare anche dei consigli e rispondere ad alcune domande. Di base quello che leggo e quanto più o meno abbiamo già trattato. Il signore scrive: ho ricevuto 2 messaggi con ciao papà, si è rotto il cellulare, puntini puntini. Ma cosa devo fare in quel caso? Semplicemente non rispondere e andare dai carabinieri a denunciare, perché per quanto
il primo obiettivo è chiaramente non subire, che la vittima non subisca la truffa, e l'abbiamo, diciamo, in questo, se lo sta segnalando sicuramente il primo l'abbiamo già raggiunto. La denuncia serve a noi e serve soprattutto agli altri nostri concittadini, affinché con le nostre indagini, che chiaramente hanno un carattere spesso più complesso, ci aiutino a scoprire, diciamo, il truffatore. Allora, comandante, qui c'è un po' una critica al fatto che il 112, il numero unico di riferimento, in realtà, secondo qualcuno che ci scrive, insomma, ci fa perdere un po' di tempo, perché non rimettiamo il numero diretto dei carabinieri perché possano rispondere direttamente ai carabinieri. Di base c'è. Allora, il 112 in effetti adesso, secondo la normativa europea, è un numero unico, per cui per qualsiasi tipo di esigenza occorre chiamare il 112 e a seconda, l'operatore che risponderà, a seconda del tipo di esigenza, attiverà comunque l'organo competente, quindi comunque di fronte al caso di oggi, quello delle truffe, andrà comunque ad attivare i carabinieri. Chiaramente i tempi possono richiedere qualche minuto, ma anche in questo caso comunque la risposta ci sarà. Allora, io posso intervenire, comandante, su questo argomento, perché abbiamo fatto una interessante puntata proprio con gli operatori, no, del numero unico per l'emergenza, che secondo me sono bravissimi, a loro veramente deve andare il plauso di tutta la collettività. Di base forse dovremmo anche noi aiutare gli operatori del 112, perché ciò che a loro interessa subito è localizzare il posto in cui ci si trova, quindi nome, cognome, luogo e tipo di emergenza, salute, furto, paura per qualcosa. Ecco, di base sono pochi passaggi, ma se diamo le indicazioni giuste loro sicuramente ci dirottano all'elemento che ci interessa. Buon pomeriggio. Qualche mese fa è successo a mia madre, hanno chiamato dicendo di essere il maresciallo dei carabinieri di Aci Castello, quindi siamo sempre in provincia di Catania, e qui ritorna la tematica diciamo, della fiducia che si dà ai carabinieri. Speriamo in questo caso che la signora non abbia ascoltato questa telefonata, ce lo auguriamo. Di certo chi l'ha fatto finora e ci sta sentendo non lo farà più, non darà più ascolto. Certo, e sicuramente, ecco, ribadisco anche in questo caso, nel momento in cui ricevo la telefonata, chiudere e immediatamente dopo chiamare il 112. Questo per noi è fondamentale, perché ci permette di intervenire subito. Un'altra caratteristica importante è che solitamente queste truffe, diciamo, vengono localizzate in giornata, quindi se oggi io ho ricevuto da Aci Castello una telefonata, probabilmente i miei vicini di casa ne stanno ricevendo anche loro. Ah, quindi loro tracciano proprio una sorta di perimetro, sì, dove agire. Immaginate io abbia l'elenco telefonico, quindi io prendo Aci Castello e scorro e chiamo tutti i numeri che sono... tutti quelli che mi sembrano... Come vengono fatte queste chiamate? Con dei numeri fissi o con dei cellulari? Con dei cellulari, tendenzialmente con dei cellulari. Approfitto della puntualizzazione per precisare una modalità che si è riscontrata abbastanza recentemente, cioè ci sono degli strumenti che permettono di non far comparire il numero del chiamante, la cosiddetta chiamata o addirittura anonima, di falsificare il numero del chiamante. Quindi può capitare, ed è capitato, che il numero risulti quello della caserma, ad esempio. Quindi lei vedrà sullo schermo comparire il numero della caserma, poi quando chiude e va a ricontrollare non c'è più quel numero. È chiaramente, diciamo, un artifizio che però in effetti serve a dare maggiore credibilità alla truffa. Per questo, ecco, come le dicevo poco fa, ci tengo a dare i punti fondamentali su cui si articola la truffa, perché purtroppo poi il canovaccio può cambiare di volta in volta. Dunque, aspetti un momento, ci sono altri messaggi e si è innescata questa polemica sul numero di emergenza, ma insomma direi di sorvolare sull'argomento. Chiamatelo quando avete bisogno e fornite tutti i dati necessari. Allora, comandante, c'è un'altra truffa che devo dire riguarda veramente un po' tutti, no? La famosa truffa dello specchietto.
che è una truffa di fronte alla quale probabilmente, prestando la giusta attenzione agli organi competenti, a voi che raccontate come comportarsi, è la classica truffa che si può immediatamente sventare. Certo. Ecco, qui abbiamo una immagine. Come si svolge? Lo diciamo ancora perché ne parliamo da qualche anno, ma evidentemente continuano. Allora, anche la truffa dello specchietto è un po' diversa nella metodologia rispetto a quelle che abbiamo visto poco fa, però in comune ha il fatto che si basa sull'ordinarietà della vita di tutti noi. Cioè noi magari nell'andare in auto possiamo essere un po' distratti, un po' sovrappensiero, quindi veniamo attivati da questo rumore che noi assimiliamo a un urto, ma che in realtà urto non è magari una pallina da tennis buttata sul fianco dell'auto, un sassolino, un qualsiasi strumento che possa creare un rumore che alla vittima possa in qualche modo ricordare l'urto. Quindi dopo un po' la vittima verrà avvicinata da un altro automobilista, o forse che anche sosterrà, da una persona a parola di scooter, chiaramente un altro utente della strada, mettiamola così, che le contesterà di aver urtato con lo specchietto il proprio veicolo. Il veicolo chiaramente sarà stato danneggiato, e solitamente immaginiamo è stato danneggiato prima. In alcuni casi, per rendere più credibile, il truffatore riesce anche effettivamente a raschiare magari lo specchietto della vittima e propone un accordo. Ecco, perché è facilmente sventabile? Perché davanti a quell'accordo basta procedere nel modo in cui si dovrebbe procedere sempre, cioè quello di chiamare le forze dell'ordine per rilevare l'incidente, per constatare quello che è accaduto, o semplicemente attivare l'assicurazione. Quindi tutti noi abbiamo l'assicurazione, basta dire ok, va benissimo, abbiamo fatto un incidente, adesso chiamo i carabinieri perché devo fare l'assicurazione, devo procedere con l'assicurazione. Il trucco sta sempre lì, non è il dire beh così se no ti viene da pagare l'assicurazione una cifra incredibile, bonariamente dammi 50 euro, certo, abbiamo ma questa finito. è una forma di garanzia per accertare tramite un organo terzo, perché magari l'incidente c'è stato veramente, ma lo accerterà un organo terzo che sono la polizia locale, saranno i carabinieri. Di base al truffatore col motorino o con l'auto che simula una cosa di questo genere, se si abbassa il finestrino e si dice un attimo sto chiamando il 112, assicurazione certa che se ne va ed è finito tutto. Questo punto va Questo via. è molto molto importante. Mi perdoni ma devo ritornare necessariamente perché noi non vogliamo lasciare la gente disattesa rispetto a dei messaggi. Allora, l'esigenza di lasciare, mi conforta sicuramente il comandante su questo, l'esigenza di lasciare il proprio nome e cognome a un numero unico per l'emergenza è fondamentale e non è eludibile, cioè bisogna farlo perché la maggior parte dei problemi dei numeri 11 di emergenza nascono da un ingolfamento dei centralini fatti da persone che denunciano cose inesistenti. Allora, una denuncia deve essere fatta da chi si prende anche la responsabilità di quello che sta dicendo, giusto comandante? Certo, come ha detto lei prima è correttissimo. Bastano poche informazioni, quindi nome, cognome, il luogo in cui diciamo c'è l'emergenza e la tipologia di emergenza. Poi ecco la descrizione precisa dello stato dei luoghi lo si può rimandare anche alle interlocuzioni successive. L'importante all'inizio è cercare di localizzare, di individuare in un luogo, in una persona l'emergenza e di definire a grandi linee qual è questo tipo di emergenza e quindi di modo che l'operatore possa individuare l'organo più... insomma, poi le emergenze anonime non vengono assolutamente considerate. Allora, le truffe sono tante, un signore scrive che continuano a mandargli per posta elettronica dei messaggi di ipotetici corrieri di spedizioni da consegnare, basta cliccare il link per inserire dei dati. Anche lì, se uno non aspetta niente, a maggior ragione, no? Bisogna preoccuparsi. Veniamo sempre al discorso di prima. Se
io ho soltanto il dubbio, basta rivolgersi, ecco, a un parente, ai carabinieri, per avere conforto. In ogni modo questo è un caso, ed era quello a cui facevamo riferimento prima, in cui la truffa potrebbe continuare o semplicemente online, quindi lì è contenuto un link in cui io metterò dei dati e poi quei dati verranno usati chiaramente con finalità criminali. Oppure può seguire un diciamo aggancio personale, per cui magari riceverò una telefonata per avere i dettagli della presunta spedizione. Chiaramente non sarà una spedizione, ma anche tutto questo è facilmente eludibile attraverso una chiamata al 112 al primo sintomo di allarme. Ecco, al momento in cui ho anche un minimo allarme, mi rivolgo al 112. Allora, io posso anche perdere piccole cifre, ma ci sono persone che hanno perso i risparmi di una vita. Quali sono? Le chiedo solo queste ultime due cose e poi andiamo a chiudere. Voi avete raccontato delle storie a lieto fine, cioè di persone che sono riuscite a sventare, grazie alle vostre indicazioni, delle truffe, ma di truffe ce ne sono state tante. Ricorda un caso, qualcosa che è legato per esempio a una grave perdita economica da parte di persone? Sì, purtroppo io ho tenuto a precisare, diciamo, che il danno non è prevalentemente patrimoniale, ma è chiaramente anche patrimoniale, e purtroppo al di là della somma spesso queste condizioni portano la vittima a dare tutto ciò che ha. Questo è importante precisarlo, perché anche solo 1.000 euro, se sono tutto quello che ho, chiaramente il danno per me sarà assoluto. Ci sono purtroppo persone che hanno consegnato anche 10.000 euro, quindi cioè perché al giorno d'oggi di soldi contanti, perché noi purtroppo ancora oggi molte persone hanno il denaro in casa, quindi hanno anche facilità di reperire e qui è un il po' denaro. più degli anziani, è vero, questa abitudine. Un po' più per le generazioni un po' più risalenti, ma comunque nel meccanismo che si ingenera nella vittima, questa sarà portata a dare tutto ciò che ha, anche loro talvolta, creando, ecco, anche al di là del valore sia della somma che ho consegnato, ma anche dei monili che posso aver dato. Magari tra quei monili capita il regalo di nozze del marito alla moglie ormai vedova. Chiaramente sono danni, ripeto, patrimoniali, ma ancora una volta danni personali, perché purtroppo chi ha fortuna come noi di avere i propri genitori o i propri nonni ancora in vita e accanto a noi, vedranno queste persone completamente distrutte da questo evento. State cercando di arginare il fenomeno, ma è un fenomeno in crescita, è un fenomeno in espansione, forse attraverso tanti canali? Allora, è un fenomeno che credo si ripeterà all'infinito. Infatti il sistema che stiamo cercando di attuare è quello, ecco, di dare massimo impulso alla sensibilizzazione delle potenziali vittime, quindi per mettere in condizione la potenziale vittima di riconoscere subito la truffa e di arginarla già sul nascere, perché purtroppo lo strumento repressivo, che è quello che comunque noi parallelamente adottiamo, non potrà mai restituire né il maltolto alla vittima, né soprattutto risarcirla del danno morale che ha vissuto. Quindi assolutamente l'impulso, stiamo dando il massimo impulso a questa campagna di sensibilizzazione, che devo dire, e ripeto, ultimamente sta dando buoni frutti, perché molte persone ci stanno confortando con truffe sventate. Chiudiamo con questo conforto di truffa sventata, così vi diamo anche soddisfazione a voi che state girando tanto. A me è successo, mi hanno telefonato dicendomi che era la stazione Carabinieri di Catania e che mio marito aveva investito una donna incinta e per questo lo stavano trattenendo. Io sono andata nel panico, ho avuto la prontezza di lasciare la persona al telefono, ho chiamato i miei figli per accertarmi e il fantomatico carabiniere ha chiuso la telefonata. Si fa così, Quindi ottimo messaggio di chiusura. Grazie davvero per tutto il lavoro. Ringrazio naturalmente anche il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, sempre a disposizione laddove ci sia possibilità di informare e di dare un aiuto anche per quanto riguarda questo canale. Grazie ancora a tutti voi. Il nostro Sicilia 24 Focus tornerà domani con il sindaco di Catania.